Il titolo del Giornale di Sicilia di oggi si riferisce all'arresto a Catania di una candidata alle regionali. Ma c'è un altro arresto del quale ci occupiamo e riguarda il candidato alle regionali Salvatore Ferrigno di Carini, in provincia di Palermo, un ex parlamentare nazionale arrestato con una accusa pesante, quella di voto di scambio con la mafia. Ferrigno era stato nominato dall'ex presidente della regione Raffaele Lombardo consulente per i rapporti con i siciliani all'estero. Le sue convinzioni politiche e l'assoluta dedizione all'Italia in una visione di progresso civile e di lealtà agli Stati Uniti hanno motivato la sua discesa in campo. Così scriveva il Giornale degli Italiani all'estero, definendo Ferrigno persona capace, preparata e generosa che piace agli italiani d'America per il suo parlare schietto. Lo slogan che ha scelto per la sua candidatura alle regionali dice: il cambiamento è adesso, coraggio, cominciamo. I due arresti, quello di Catania di Barbara Mirabella e questo di Ferrigno, per dirla con il Giornale di Sicilia, sono arresti con vista sul voto e non possono non suscitare il mare di polemiche che stanno suscitando.